Sindaco, da pochi mesi neosindaco di Grotte, eletto come primo cittadino. Ecco, una sintesi di ciò che sono stati questi mesi del suo lavoro? Ma sono passati già 2 mesi, innanzitutto una grande soddisfazione, diventare il primo cittadino per me è stato veramente un orgoglio, un grande onore, 1884 voti, quindi una grande affermazione che ha reso felice me e tutte le persone che mi hanno aiutato, che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale che è stata veramente dura. Ora sono il primo cittadino, quindi adesso c'è da lavorare, ci sono tante cose da fare. In questi primi 2 mesi già abbiamo iniziato, come dire, con le cose più ordinarie, stiamo cercando di mettere mano a quelli che sono i problemi più urgenti da risolvere, abbiamo già iniziato a programmare quelle che sono le attività che caratterizzeranno il nostro comune non solo nei prossimi mesi ma nei prossimi anni. C'è tanto da lavorare, sono passati solo 2 mesi, però già siamo molto soddisfatti perché riteniamo di avere come dire, attivato e avviato una serie di iniziative che ci porteranno a dei bei successi nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Sindaco, tanti suoi colleghi appena eletti sindaci hanno dichiarato il default nei vari comuni, e ce ne sono tanti, ricordo Aragona, Favara, Porto Empedocle. Ecco, una domanda che le faccio è: che bilancio ha trovato le casse del comune, che tipo di finanza c'è a Grotte, al comune di Grotte? Ma il Comune di Grotte, come tutti i comuni siciliani, risente di quelle che sono le difficoltà oggettive che dipendono al di là di quella che è la gestione del singolo comune, di quelli che sono i trasferimenti statali e regionali. Tutti sappiamo che i trasferimenti sono diminuiti, quindi è chiaro che tutti i comuni sono in difficoltà. Noi ci siamo subito messi all'opera, ancorché diciamo, sono passati già 6-7 mesi dall'inizio dell'anno, quindi il bilancio di previsione non era stato ancora approvato e quindi per lo più diciamo, si tratta di, il bilancio accoglie atti di gestione che già sono stati posti in essere dalla precedente amministrazione. Ciò non di meno ci siamo subito messi al lavoro, abbiamo già approvato lo schema di bilancio di previsione in giunta, abbiamo già ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori. Quindi per noi riteniamo un grande successo quello di portare in Consiglio Comunale, penso già nella prima settimana di settembre, il bilancio di previsione 2018-2020, fatto con tanti sacrifici, ma un buon bilancio nonostante diciamo, le limitazioni derivanti proprio dalla circostanza che stiamo partendo adesso, però il fatto di aver avuto un parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori senza nessun tipo di condizione ci rende orgogliosi e quindi ci fa comprendere che stiamo lavorando bene e lavoreremo bene per il Poi futuro. siete riusciti anche a organizzare delle manifestazioni estive che vede insomma Grotte come tradizione, con tanti eventi che sono appunto negli anni, si stanno ripetendo, riferisco al premio Martoglio, all'appuntamento anche con la lirica e tante altre iniziative. Sì, siamo riusciti ad organizzare un bel cartellone estivo, addirittura abbiamo avuto la possibilità, grazie alla collaborazione con la Proloco, di portare una delle tappe della settimana russa a Grotte, un appuntamento internazionale da subito, questo è stato il primo evento che è riuscito ad organizzare il Comune di Grotte, ma tante altre iniziative. Di particolare rilievo il premio Martoglio, che come dire, rappresenta un punto importante per la cultura, per la nostra cultura siciliana, tra l'altro appena concluso, quindi un altro motivo di orgoglio, di successo. Prossimamente avremo anche la lirica sotto le stelle con il maestro Salvaggio, anche questo è un appuntamento importante per il nostro comune e poi probabilmente alla fine di ottobre anche quest'anno sarà presente il premio Racalmare Città di Grotte Nord Sciascia, come era giusto che fosse. Tante altre manifestazioni, abbiamo fatto diversi concerti, manifestazioni di danza, quindi siamo riusciti ancorché senza bilancio ad organizzare una buona stagione e l'anno prossimo sarà ancora più bella, come dire, caratterizzata da un numero maggiore di eventi.